Tournée estiva di Elio e le storie tese. E a questo giro torno anch'io. No, non hai capito, purtroppo È c'è un po' di stata tempo una che è. sostituzione, un cambio perché c'è tempo qua. Cioè? Rocco Tanica, ci stai sul cazzo! Vai, diciamola Hai tutta. detto che non c'eri e non c'eri! Senti. O dolci baci languidi calessi, l'ora fuggita è andata via. E sono Questo sì che Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Tutta un'altra musica! Ciao. Ma io che credevo! Credevi, Io che pensavo- credevi in te. Credevo. Credeva. Ma guarda, mi sarei aspettato effettivamente, come succede in tutte le famiglie, nei gruppi di amici, dopo 20-30 anni qualche piccolo malanimo, dissapore, però non proprio di stare sul cazzo ai miei colleghi. Quello mi ha ovviamente colto un po' in contropiede, perché ti aspetti comunque di essere ben voluto, invece quando ti dicono no, tu stai sui coglioni e non fai il tour, hai quell'attimo di sbandamento. Però cercherò di fare di necessità virtù e utilizzare queste settimane, questi mesi forse, insomma in periodo estivo, per riparare forse alle mie intemperanze, ai miei torti, cercare di diventare una persona migliore, per non dico non stare più sul cazzo, ma almeno non stare più sul cazzo ai miei colleghi, ecco.